La giornata mondiale degli oceani, salvare il mare dai rifiuti plastici, recuperati oltre 400 pneumatici nei porti italiani. È il progetto di Mare Vivo, oggi tappa a Gaeta. La giornata mondiale degli oceani è indetta dall'ONU per salvare il mare dai rifiuti plastici. I volontari di Mare Vivo recuperano gli pneumatici nei porti. Oggi tappa a Gaeta. Carlotta Manno. Li hanno tirati su uno a uno fino a totalizzarne oltre un centinaio. Eccoli i copertoni delle auto rinvenute sul fondo del mare. Siamo a Gaeta, una delle tappe della lotta di Mare Vivo contro l'inquinamento ambientale, un progetto per il recupero di questi materiali in tutta Italia. Sono arrivati qui dopo aver fatto le stesse operazioni a Trani, Pantelleria, Messina, Porto Venere e Marina di Ravenna. Stiamo recuperando un numero molto cospicuo, come potete vedere, di copertoni fuori uso, che per carità è un'attività molto importante, ma non è questa la soluzione. Quello che stiamo facendo oggi è principalmente sensibilizzazione sul problema dei rifiuti e della plastica a mare. A supportarli in questa delicata missione gli uomini della Capitaneria di Porto. Noi stiamo operando sull'incuria dell'uomo che ha gettato all'interno in mare cose che non dovrebbero esserci. Sono 10 milioni di tonnellate di plastica che ogni anno vengono riversate nei nostri mari, un fenomeno che va fermato a monte, puntando sull'educazione dei più giovani. Questo deve essere un monito, un messaggio da dare a tutta la classe giovanile di sensibilizzarsi e di rispettare la risorsa mare. Il mare è vita, il mare è una risorsa importante e anche sviluppo, ma uno sviluppo sostenibile. Iniziativa parlamentare a tutela degli animali da parte della